Tiago Sosa, un trissino che ha saputo soffrire e soprattutto con mestiere e esperienza ha portato a casa una gara che non era semplice. Sì, no, sappiamo che era una pista difficile, ma questi sono giochi che fa i campioni, capisci? Detto questo ai miei giocatori adesso che hai volte che non si può vincere guadagnando per 4, 5, 6 gol e giocare bello, ma è importante sapere soffrire. Io oggi questa squadra ha fatto questo, ha difendendo, soffriamo un po' alla fine, ma è normale. Il più importante per noi era i 3 punti, che faceva 2 anni che non vincevano per lo scudetto e adesso oggi facciamo questa vittoria che è importante per tutti, per la società. Senti, sinceramente che obiettivi ti sei posto che ti ha chiesto la società quest'anno? La squadra è competitiva per tutto, ma c'è un competitor come Forte dei Marmi che è straordinario e quindi tu vuoi essere pronto in Champions, in campionato, in Coppa Italia. L'obiettivo del Tristan è sempre lo stesso, vincere tutte le partite, vincere tutte le competizioni. È per questo che noi lavoriamo ogni giorno per stare pronto per un momento giusto vincere la partita come noi abbiamo vinto fa 2 settimane a Forte, come ho vinto a casa per Champions e seguire così, lavorando bene, allenando sempre al massimo per arrivare al giorno delle partite e vincere. Ultima cosa, questo Trissino è una squadra completa, ma secondo te può ancora migliorare? Ci sono dei margini di crescita di questa squadra? Non è facile, questa è una squadra molto forte, molto forte. Io sono arrivato qua per dare un po' di aggressività in difesa. Adesso siamo una squadra che prende poco gol, abbiamo 20 gol in campionato, in 13 partite, questo è molto buono. Abbiamo 2 grandi portieri, ma questo era importante. Seguire la linea del Trissino, giocando aggressivo, a pressare, giocando con triangoli, ma dare un poco di equilibrio, perché c'erano 2 giocatori che erano molto importanti in difesa. E adesso il mio lavoro qua era aiutare l'altro giocatore a difendere meglio e penso che stiamo a fare questo. Al volicio proprio l'ultimissima cosa, il campionato italiano te l'aspettavi così? Sì, a me mi piace molto il campionato italiano, io ho giocato qua per competizioni europee, con Porto, con Liceo e sempre mi è piaciuto molto Italia. Molto tattico. Ma mi piace questo, un allenatore quello che le piace è fare giocatori stare meglio, no? Migliorare i giocatori e dopo la tattica, la strategia, più che tattica la strategia. Sì, perché questo è un campionato dove puoi giocare con l'ultimo e rischi, ogni squadra è dura. Sì. Qua i giocatori tutti sono molto tecnici, tutti hanno molta tattica individuale e dopo gli allenatori sono molto bravi, lavorano molto bene la partita, hanno buona strategia e questo io vado imparando giornata, imparando come pensa un allenatore italiano per imparare, per essere il meglio allenatore io.